parlare con i tecnici. Grazie. I tecnici ci confermano che i tamponi che devono essere processati ancora possono essere conservati a +4 gradi per un paio di giorni, al massimo si tollera il terzo e il quarto giorno, poi bisogna assolutamente metterli a -80. In quanti seguono queste procedure, insomma, abbiamo visto che gli schemi sono saltati nei mesi di ottobre e novembre, quando c'è stato il grande ritorno della pandemia, però la domanda è lecita: in quanti hanno processato i tamponi regolarmente? Ora, se si può giustificare il fatto che le regole siano saltate per gli intasamenti, quello che non è giustificabile è che ci siano strutture invece che non conoscono, come ha dimostrato Luca, come si processa un tampone, quali regole devono essere seguite. Il professor Crisanti, proprio in piena estate, prima che si sviluppasse il ritorno della pandemia, aveva proposto in un piano, aveva scritto anche ai ministri, al comitato tecnico scientifico, aveva proposto di istituire una quarantina di laboratori tra fissi e mobili in grado di processare fino a 400.000 tamponi molecolari al giorno, quelli più attendibili. Noi oggi in piena pandemia ne processiamo sì e no 200.000. Ecco, se si fosse seguito quella indicazione, quanti morti in meno avremmo potuto contare? Non lo sappiamo. Abbiamo invece preferito imboccare la strada del tampone rapido, la strada degli appalti in tutta Italia di circa 200 milioni di euro per questi tamponi rapidi. È una delle strade che ha seguito per esempio il Veneto, che proprio in questi giorni è quella che conta più contagi e più morti. Il Veneto in questa pandemia è sicuramente una delle regioni più virtuose, tanto da rimanere sempre in zona gialla. Durante l'estate, tra le cose realizzate, una ha sicuramente fatto la differenza. Più terapie intensive di quante richieste dal governo stesso. Questa sembra una cosa fantastica, no? Però di fatto che cosa crea? Crea un effetto paradosso, perché non saturandosi i posti in rianimazione e quindi non raggiungendo il livello critico di soglia, diamo più possibilità al virus di trasmettersi, perché non implementiamo tutte quelle misure delle zone arancioni e rosse. Però lì abbiamo più opportunità però di contrastarlo in ospedale. Ma il virus non si contrasta in ospedale. Il virus si contrasta o con la sorveglianza o con le restrizioni. Il Veneto è anche la regione che esegue più tamponi di tutti, circa 55.000 al giorno, di cui quasi 40.000 rapidi, ma la settimana scorsa, tra nuovi contagi e morti, la regione guidata da Luca Zaia ha registrato numeri da record. Se si tratta di parlare di un caso Veneto, decisamente no. Nel senso che poi i numeri li vedremo alla fine. Siamo la regione che di fatto ha fatto sempre tesoro del fatto della tracciabilità. Ovvio che poi ci possono essere dei casi nei quali non arrivi, ma facciamo anche tanti tamponi. Senta, quanto può dipendere dal fatto che voi comunque siete anche la regione che fa più test rapidi in assoluto? Da questo fatto? Sì, calcolando che hanno un range, no, ma i test rapidi, guardi, di errore, no? Sono certificati. No, intanto cominciamo col dire che noi facciamo una mole di test molecolari pari o anche superiore alle regioni che hanno più abitanti di noi. Quanti ne fate di molecolari? Ma noi mediamente abbiamo un potenziale di 30.000, ma mediamente ne facciamo 18-20.000 al giorno. Ok, di rapidi? Di rapidi ne facciamo anche 40.000. Quindi la fetta maggiore è quella, no? Sì, ma lei mi deve capire che se non fai i rapidi resta una foresta inesplorata. Vero, ma della foresta esplorata il problema è quello dei falsi negativi che non vengono intercettati dal tampone rapido. Di fatto, se io faccio il test rapido a 1000 persone e là dentro ci sono 20 positivi, se a secondo del test rapido che faccio ne manco da 6 a 10. Cifra enorme. È una cifra enorme, specialmente se l'obiettivo che vogliamo raggiungere col test rapido, per esempio, è quello della protezione di ambienti vulnerabili. Come quello di Maria Elena, un'anestesista di Padova, oggi in quarantena insieme a tutta la famiglia perché uno dei suoi figli si prende il Covid. A quel punto voi tutti fate dei tamponi. Che tamponi fate? Allora, io e mio marito facciamo dei test rapidi. Da cui emergerebbe cosa? Mio marito risulta negativo
anch'io, e mio marito il giorno dopo cominciano i sintomi e quindi falta il molecolare che risulta invece positivo. Come il collega anestesista del 118, che come da routine ha fatto lo screening voluto dalla regione. Io ho fatto il tampone rapido di screening di reparto giovedì 3 dicembre, che il risultato è negativo. Poi venerdì 4 dicembre è seguito il tampone molecolare e faccio il mio turno di guardia. Domenica mattina alle 9:27 vengo avvertito dalla medicina preventiva che il mio tampone molecolare è positivo. Ecco, lei però nel frattempo è andato in ospedale, è entrato in contatto con suoi colleghi e con pazienti. Sì, certo. Alcuni dubbi li hanno posti anche i suoi del CTS regionale, no? Sulla attendibilità di questi test, giusto? Lei ha preso nota e ha chiesto al governo centrale, no? Per noi è qualcosa che hanno detto a Roma sul dubbio al momento posto. penso che non si siano assolutamente espressi. Al Comitato Tecnico Scientifico bocche cucite sull'attendibilità dei tamponi rapidi. Tuttavia Zaia aveva puntato proprio su questa tecnologia per cercare di fermare il virus. Ora ci chiediamo, ma il cocktail di inaffidabilità del tampone rapido con il fatto che il Veneto sia rimasta a zona gialla e quindi non ha adottato misure restrittive, quanto ha inciso sulla diffusione del contagio e sul numero dei morti? Oggi il Veneto in questa seconda ondata rispetto alla media dei decessi pre-Covid tra il 2017 e il 2019 ha visto un aumento del 44%. A marzo l'aumento era stato del 39%. Ora non è in affanno con i posti nelle terapie intensive, ma il 50% dei pazienti che entra lì dentro muore. Crisanti dice il virus va fermato prima di entrare in ospedale con il tracciamento del tampone molecolare, che è più affidabile. Se usi quello rapido lo usi anche sugli operatori sanitari, come abbiamo visto dalle interviste di Luca, rischi di mettere in crisi la stessa struttura e di infettare anche, oltre che gli altri operatori, anche i pazienti. Ora Zaia sta provando ad introdurre un test, un tampone rapido più efficiente. È l'implicita ammissione che quelli precedenti forse non lo erano, e ha chiesto ai cittadini di non uscire più dopo le 15. State a casa. E ora passiamo ad un'altra regione, l'Abruzzo, dove il governatore invece ha deciso in maniera autonoma, appena aveva visto i contagi schizzare, di autoproclamarsi zona rossa. Se i 1000 tamponi che servono all'Aquila si fanno processare a Teramo, non cambia niente. Ha cambiato, ci hanno messo più tempo. No, lo dice lei. Lo dice lei, no, lo dicono i medici sul territorio. Ma che lasci perdere le stupidaggini. Se il referto viene fatto ad Avezzano, all'Aquila o a Teramo o a Roma, Il tampone lo devi portare. che cosa che ci vuole mezz'ora. Tornati, ora andiamo in Abruzzo, dove il governatore, appena visto schizzare i contagi, si è autoproclamato zona rossa e ha organizzato 2 settimane fa la più imponente operazione di test d'Italia dopo l'esperienza di Bolzano. 300.000 abitanti in coda all'Aquila. 186 morti ci sono stati, 7 Il numero, nel primo lockdown. sì, no? il numero di morti è esponenzialmente superiore alla prima ondata. Che arriva a numeri paragonabili a Milano. Cioè 1 su 30, Nella densità, un sì. un Ma io aquilano infatti- su 30 ha contratto il Infatti coronavirus, io il Covid. non ho esitato a dire a un certo punto l'Aquila era diventata la nostra Bergamo. Ai primi di dicembre, nella provincia dell'Aquila, fortemente colpita dal Covid, la regione organizza il secondo screening di massa italiano, dopo l'esperienza fatta a Bolzano. La differenza è nella partecipazione. In Alto Adige va a 2/3 della popolazione, qui meno di 1/3, e all'Aquila sono andati in 23.000. Questo screening massivo oggi ha dato all'Aquila un risultato che è solo lo 0,23% di positivi. Però sui su tamponi quanti fatti. test?
su 23.000 teste, che sono pari a 1/3 della popolazione. Effettivamente è pochino, ma pochino. Avrei sperato anche io che fossero il doppio, ma non considererei 1/3 così pochi. In realtà eravamo di più di quelli che ci sono adesso. Più di quelli che ci sono adesso. È molto lenta la situazione a scorrere. Noi Sì, abbiamo il 77 e stiamo qui dalle 9:30, così come gli altri ragazzi. Dalle 9:30? Sì. Sono le 11:46. E stanno tipo al 40. C'è incertezza, le persone non sanno se aspettare, se allontanarsi, se stare qua a congelarsi. Anche al centro dell'Aquila c'è fila, ferma da un po'. Dico, sono finiti i tamponi? Sì, abbiamo fatto 100 tamponi, poi ce ne abbiamo andati a riprendere. Non eravate organizzati per più di 100 persone? Però la verità è che non ce ne siamo accorti noi. Perché se ne portavano 1000 di tamponi stamattina e quelli che avanzavano se li riportavano stasera e li riportavano domani mattina, non facevano prima. Dimmelo tu, o no? Certo. L'Italia, questa è l'Italia. Buongiorno. Arrivederci. A differenza di Bolzano, in Abruzzo, dopo un primo tampone rapido, hanno verificato con quello molecolare e non tutti si confermano positivi. Abbiamo trovato già 38 negativi. Quindi falsi positivi? Su 319 consideri che 79 dobbiamo ancora avere il referto. Quindi il falso positivo è almeno il 15%. Quanti non sono stati beccati perché falsi negativi? Se noi vogliamo interrompere la catena dobbiamo farlo in maniera efficace. Questo non è efficace. A lei le sembra così inutile che 250 persone sono state... Non è l'obiettivo di un lavoro del genere. L'obiettivo di un lavoro del genere è molto più alto e se fatto bene va a interrompere una catena. Cioè io non devo fare una pubblicazione sull'Lancet. Allora, se si fa il test di massa una volta sola, con un test rapido che ha una sensibilità del 70%, se io ho 1000 persone infette, me ne rimangono 300 di queste persone infette. Che cosa succede? Che dopo 10 giorni sto allo stesso punto di prima. All'Aquila si parte con 640 positivi al 1° ottobre, per arrivare in 2 mesi a 10.000 positivi. Adesso la media dei casi all'Aquila per abitante è nettamente al di sopra di quella nazionale. Com'è possibile? Potrebbe essere mancato la tempestività nel dare i risultati. Perché? Perché la maggior parte dei tamponi della provincia dell'Aquila venivano processati da Teramo e da Pescara, il che portava ad avere dei referti in ritardo. L'unico laboratorio pubblico che processa tamponi in tutta la provincia dell'Aquila è quello dell'ospedale San Salvatore. L'unico macchinario esistente per processare i tamponi viene utilizzato in gran parte per i pazienti ricoverati. Gli altri tamponi li inviano a Teramo e quando finiscono i reagenti li girano a Pescara. È successo a ottobre. Questi ritardi sui tracciamenti possono aver inciso sulla diffusione del virus all'Aquila? No. Dopodiché, se i 1000 tamponi che servono all'Aquila si fanno processare a Teramo, non cambia niente. È cambiato, ci hanno messo più tempo. No, lo dice lei. Perché... lo dice lei. No, più lo dicono i tempo che medici cosa? sul territorio. Ma che lasci perdere le stupidaggini, perché il referto si manda via mail, quindi che cosa cambia? Se il referto viene fatto ad Avezzano, all'Aquila o a Teramo o a Roma. Il tampone lo devi portare. Che cosa cambia? Ci vuole mezz'ora. Se a Teramo processano anche altri tamponi. Ci mettono il tempo che ci mettono. Non c'è una persona in provincia dell'Aquila, come in tutto l'Abruzzo, che avendo bisogno di un tampone, perché il medico lo prescrive, non gli venga fatto il tampone. Punto. C'è chi lo faceva al privato pagando? Sì, tanti. Quindi molti hanno rinunciato a farlo al pubblico. Sì, si sono rivolti a strutture private pur di farlo prima, anche andando all'Aquila a farle. Quindi 50 km di autostrada, andate e ritorno nelle code per fare un tampone privatamente all'Aquila. Quindi l'ASL non è riuscita a garantire tamponi per tutti? Per tutti? No. E pensare che a maggio, prima dell'estate, era stato fatto un bando per 2 nuovi macchinari dedicati a processare i tamponi nel laboratorio dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila. Ma come abbiamo visto, ne è arrivato uno solo ed è insufficiente. E lei insiste che non ci siano laboratori, ha questa tesi, o rispetta le cose che dico e la verità dei fatti, oppure è inutile che discutiamo. All'Aquila abbiamo aperto un laboratorio che non esisteva. Il laboratorio dell'Aquila, dell'ospedale, c'era? Sto dicendo, oltre a quello. Non c'era, non faceva, non era autorizzato e non era attrezzato per fare questi tamponi. Come glielo devo dire? Quando è stato aperto il laboratorio di cui lei parla? Aprile, maggio, so che lei ha giugno, luglio, un'intervista agosto. con il direttore, glielo può chiedere.
Il laboratorio dell'Aquila già aveva la sua macchina. Aveva una macchina che abbiamo acquistato, ripeto, con questa gara di maggio. Quando è arrivata la macchina? La macchina è arrivata a maggio, quindi è arrivata a giugno, maggio-giugno. Quindi il laboratorio già c'era e la macchina c'era, sì, con la prima ondata. Sì. A giugno, luglio, agosto, settembre, qualcuno ha pensato di aprire un altro laboratorio? Sì. Ed è stato fatto? Sì. Abbiamo acquistato 2 macchinari, ce ne hanno consegnato uno, quindi se lei pensa che alzo il telefono e dico «Hey John, mandami il laboratorio pronto e fatto e lo compro», ma lei pensa che siamo tutti scemi? Il macchinario mai arrivato è quello che doveva andare ad Avezzano, in provincia dell'Aquila, dove durante il picco la situazione è stata ancora più grave. Quasi un disastro. Qui ad Avezzano abbiamo aspettato anche una settimana per poter fare un tampone della ASL. Oggi la regione Abruzzo è arancione e ambierebbe anche a